che la voce degli agricoltori è arrivata forte e chiara alle orecchie della Presidente von der Leyen. Da parte nostra c'è un no molto diretto, perché riteniamo che una proposta come quella presentata in una fase storica difficile come quella che stiamo vivendo sia una proposta che, anziché garantire sicurezza alimentare, sicuramente genererà un'insicurezza dell'attività imprenditoriale dei nostri agricoltori. In un momento in cui abbiamo bisogno di stabilità, di prevedibilità, una misura che non dà certezza in termini di attribuzione del budget né tantomeno in termini di misure, e soprattutto lasciando ad ogni singolo Stato membro la possibilità di pianificare un piano nazionale, ovviamente genererà grosse distorsioni sia al mercato europeo che al mercato globale. Gli agricoltori sono chiamati ad una sfida difficilissima. Senza le risorse della PAC diventa difficile poter garantire la sicurezza alimentare che oggi sempre più i consumatori europei, italiani nello specifico, e direi anche per il successo dei nostri prodotti a livello mondiale, ci chiedono.